quindi concentrarci più su questo gioco, insomma, dei no e dei sì. Io penso che anche inevitabilmente le esperienze che ognuno di voi nei vostri comitati, nei gruppi, nei collettivi che si occupano di vari aspetti ambientali della nostra regione, ci siano delle esperienze appunto da mettere in campo e valorizzare, tentando, diciamo, nel poco tempo che abbiamo disponibili di usare la giornata di oggi, se siete d'accordo, non tanto per illustrare le cose che ognuno di noi ha fatto nei nostri comitati e così via, dandole un po', diciamo, come scenario già scontato, un po' che si conoscano queste cose, e invece cercare di fare questo sforzo appunto di mettere, di collocare le nostre esperienze, le nostre lotte, le nostre iniziative in un quadro, diciamo, regionale, in un quadro macro, insomma, più territoriale, di area vasta, insomma, tentando di cogliere dalle esperienze che stiamo facendo quegli elementi che possono essere utili a disegnare delle politiche regionali, delle iniziative più trasversali. Ecco, questa è l'unica raccomandazione che mi sento di fare, se siete d'accordo. Come procedere? Da destra alla sinistra, da sinistra a destra? Io farei il cerchio, mi pare che sia la cosa più giusta, in modo che tutti possano avere almeno, diciamo, un primo giro, un primo cerchio. Mi pare che abbiamo il tempo di farlo, no? Incominciamo dalla mia sinistra? D'accordo? Salve a tutti, sono Luca Fattambrini di Zero Energy. Zero Energy ha sede presso l'Ecoistituto del Veneto. Come associazione abbiamo affrontato parecchie tematiche che vanno dalle osservazioni del piano energetico regionale, con l'assistenza anche del professor Pino e di altri consulenti. Abbiamo affrontato i PAES, i piani di azione per le energie sostenibili nei vari comuni del Veneto, collaborando con Padova, collaborando con Venezia, e abbiamo un'esperienza anche di carattere tecnico. Io sono architetto, i nostri colleghi di Zero Energy sono, come dire, esperti nella materia. Però, visto che ho poco tempo, cercherò di sfruttarlo al meglio e supero già i no, perché a me non interessa, cioè l'opposizione non fa parte della mia strategia, quanto piuttosto le proposte. E quindi sono delle proposte anche positive, più che dei no negativi. Quindi sul sistema regionale, quindi non sono né sulla scala mondiale, né sulla scala nazionale, né sulla scala comunale, sono in una scala di sistema regionale che va a coprire tutta l'organizzazione della gestione dell'energia. Parlo in funzione di quello che ho visto essere contenuto nel piano energetico regionale, che è al secondo appello, nel senso che ce n'era uno nel 2003, adesso ce n'è uno che è in fase di osservazione. Però dovrebbero essere già state fatte le controdeduzioni, ma siamo ancora in attesa, sono più di 3 mesi che aspettiamo, ma ci vorrebbe molto meno tempo per fare le controdeduzioni, ma è uno strumento di carattere elettorale e si vede bene in questa fase in cui si capisce che la regione sta emanando una serie di bandi sulla mobilità, sulle biomasse, sulla ristrutturazione, che sono molto ben chiare e servono a distribuire un po' di soldi. Tutto il piano energetico regionale? Sì. Legato al piano energetico regionale ci sono una serie di procedimenti che vanno a sostenere. La mia proposta, le mie proposte sono 4 o 5, ma sono molto brevi perché c'è poco tempo, però sono disponibile a condividerle con voi. Sono di diverso tipo, sono di carattere, come dire, economico, organizzativo, assistenziale, e partirei quasi da questo come primo, perché mi sembra la sede più adatta, quella dell'assistenza. L'assistenza a chi non ce la fa a pagare le bollette, cioè la cosiddetta fuel poverty, cioè le persone che non arrivano a pagare le bollette, e questo è il primo sintomo di povertà. Chi entra in questa fase, chi entra in questo tunnel drammatico, purtroppo uno dei primi sentori che è costretto ad affrontare è il pagamento della bolletta. È stato normato cosa significa fuel poverty in
dall'Inghilterra, e questo significa soprattutto dare assistenza a queste persone, perché i servizi sociali hanno una riserva a disposizione. I servizi sociali comunali e anche ci sono i fondi regionali, quindi la prima proposta è aumentare questi fondi, piuttosto che darli di qua e di là o per le biomasse, io direi aumentiamo questi fondi. Già ci sono, per me questo è una buona strada. La strada economica invece è quella di assistere una filiera dell'edilizia, cioè c'è una filiera regionale che significa legno, che significa tecnologie che sono noi locali, no? Che non andiamo a prenderle in Germania, che sono ecosostenibili come sono quelle tedesche, ma si supererebbe tutta una serie di problematiche che sono i trasporti, che sono dare soldi che arrivano in Cina piuttosto che nel Veneto. Io direi assistiamo una filiera della costruzione che sia locale, cioè i nostri materiali reperiamoli qui in zona, non andiamo a prendere altri, ce li abbiamo, cioè siamo capaci, insomma, non c'è problema su questo. Un'altra iniziativa è sempre restando nell'economia, sono breve, sono sintetico, ma purtroppo sì, siamo già... Ok, allora finisco velocemente. Un'energia distrettuale, cioè nei vari distretti comunali si possa fare consulenza con tecniche che sono a disposizione per fare audit, fare verifiche e controlli. Un'altra proposta è di carattere programmatico, cioè in tante regioni italiane ci sono dei sistemi di controllo online, delle proposte che vengono fatte, delle esigenze che vengono fatte e quindi sono verificabili, cioè non c'è l'assessore che riceve per conto suo dentro il suo confessionale, ma bensì è condiviso, c'è una piattaforma online in cui si vede quello che uno chiede e quello che uno può dare a disposizione. Perché nella prossima programmazione POR e FES ci sono 94 milioni di euro. A chi andranno? Dobbiamo essere pronti a chiederli, quindi a avere queste occasioni di incontro per far generare le richieste. 94 milioni europei, fondi della programmazione 2014-2020, fondi POR FES sono 94 milioni di euro. A chi andranno? Andranno alla parrucchiera che è fiscale rispetto a quell'altro o andranno a qualche ente? Sostanzialmente... sì, l'ultima che già si fa, le mie non sono proprio voli di fantasia, sono tutte cose che già si fanno in altre regioni. Un'agenzia regionale che non è una struttura politica amministrativa, ma bensì una struttura tecnica di consulenza, c'è in Emilia Romagna, c'è in Friuli, un'agenzia regionale per l'energia, quindi da lì possono passare informazioni e risorse tecniche per comunicarle poi ai cittadini. Qui invece c'è una struttura che è amministrativa, che è vicina alla politica, quella politica, e qua dico tutto. Grazie Luca. Prego. Sono Mariano Capitanio, vengo da Camisano Vicentino, faccio parte di un gruppo di volontari che si chiama Rete Solidale Camisanesi. Rapidamente noi organizziamo da diversi anni un evento pubblico che si chiama Festa Mondo Verde Futuro, vuole incrociare due tematiche molto sentite da diversi anni, uno che è l'interazione e l'integrazione con le persone immigrate, è nata proprio come Fiesta Mondo appunto, e dagli ultimi anni che sono anche arrivati dei volontari più giovani, l'attenzione all'ambiente, e quindi questo evento che si svolge ogni anno poi ha una serie di attività che si chiamano appunto promozione di attenzione all'ambiente, il nostro slogan insieme per un futuro sostenibile. Andando alla criticità rispetto anche all'argomento, ho apprezzato molto l'intervento del professor Tamino che ho fatto conoscere oggi, su quanto riguarda la criticità nostra locale, che c'è un impianto che si chiama Cereal Box, un impianto che ha diversi stabilimenti in giro per il Veneto, è un impianto che produce, diciamo così, biodiesel, Cereal Box, biodiesel e con impianti di cogenerazione e trigenerazione ora energia elettrica da combustione di oli vegetali. Questo impianto è stato autorizzato nel nostro paese, che ha un comune di 10.000 abitanti, a 300 metri dal centro,
provocando chiaramente delle problematiche in termini di emissioni che, pur controllate dall'ARPA e anche facendo delle serate di incontro, preoccupano assai tutti noi, e su questo l'amministrazione comunale ha avuto un grosso peso, perché ha autorizzato gli ingrandimenti, l'ultimo proprio giusto quest'estate. Un altro tema sicuramente che stiamo sviluppando anche con un esperto del settore, Daniele Pernigotti, è il discorso che riguarda il cambiamento climatico. Allora, sì, abbiamo sentito, ecco, è una questione locale e anche planetaria su cui ci stiamo cercando di confrontare, soprattutto anche il lavoro a scuola, di portarlo come elemento all'interno del programma anche di educazione ambientale, anche assieme a Daniele, che è veramente una persona molto straordinariamente preparata, è stato anche a Copenaghen alla presentazione qua dell'ultimo rapporto IPCC, e quindi anche fisico. Pardon? È un fisico. Daniele è un esperto, diciamo, anche un consulente per le aziende che vogliono appunto convertirsi, passare da dal fossile a energia rinnovabile. Lui è anche autore di un testo proprio per i ragazzi, edito dalla Giunti, sul cambiamento climatico. Per quello che può essere così un'idea di proposta che stiamo cercando di realizzare, allora, per fare fronte a questo, dal nostro punto di vista, anche un'azione piccola ma significativa potrebbe essere quella di fare delle piantumazioni d'alberi. Ci sono dei progetti, esempio per quanto riguarda la città di Londra, che sta affrontando il discorso appunto di inquinamento a polveri sottili ed emissioni CO2 con un importante programma di piantumazioni. E per quanto ci riguarda, ogni volta che noi creiamo questo evento, che sappiamo è collegato anche alle emissioni di CO2, quindi un'idea, come dire, di zero CO2, abbiamo raccolto nelle ultime 3 edizioni una somma piccola ma significativa per noi di 300 euro che vorremmo destinare alla piantumazione d'alberi, possibilmente collegandoci appunto con attività svolte dalla scuola, e anche magari coinvolgendo questa azienda che sta facendo quello che vi dicevo prima, per vedere appunto se questa forma anche di attiva e semplice, ma noi sappiamo benissimo che l'albero ha la capacità di abbattere le polveri sottili ed assorbire la CO2. Poi mi avete fatto fare il cattivo a me, non si è fatto nessun voto. Grazie. Luciano Dal Mas, Vittorio Veneto, Pesticino, grazie. Voglio dire 2 cose riprendendo sostanzialmente le tematiche proposte in maniera molto precisa da Gianni Tamino. Per titoli solamente. 1. Spesso dimentichiamo la dimensione storica dell'aspetto, diciamo, del movimento ecologico in generale. Quindi proposta semplice per tutti, direi, di ripercorrere storicamente anche i grandi padri dell'ecologismo in termini di analisi. Penso a Barry Commoner, il cerchio da chiudere, il discorso ciclico perfetto. 2, ma anche, ne cito un altro ancora vivente, Giorgio Nebbia, studiare i cicli produttivi delle merci, all'interno dei quali si colloca anche il parametro energia e quindi anche il parametro riciclo della materia, eccetera, e non voglio entrare nel particolare. Terzo aspetto, l'attuale situazione, anche in campo energetico, del monopolio di grandi imprese, società multinazionali. Cito un esempio che non c'entra apparentemente niente con l'energia, campo del biologico. Stiamo facendo una campagna per il biologico, ormai anche le grandi reti di distribuzione commerciale, cito un esempio per tutti, la Cadoro ha fatto una linea bio, da dove arrivano? La Coop ha dei prodotti bio che arrivano dalla Cina, nei nostri mercati. Quindi il problema delle grandi reti di distribuzione energetica, che poi si traducono anche all'interno delle stesse multinazionali nell'ambito di altri prodotti, via di acqua, eccetera, eccetera. Quarta questione, sul concetto dovremo adottare delle terminologie abbastanza comuni rispetto ad alcuni termini usati. Penso ad esempio al concetto dei rinnovabili. Chiesi, altro storico che dobbiamo tenere presente, distingueva tra tempi storici e tempi biologici. Cosa vuol dire?
che se io vado a definire le rinnovabili solamente nell'ambito di una possibile riproduzione in ambito naturale, anche il petrolio è una rinnovabile, solo che i tempi di consumo di questo tipo di energia, di questa forma di energia, sono decisamente superiori, ma miliardi di volte superiori ai tempi biologici di produzione. Quindi andiamo a definire in maniera anche possibilmente comune questi termini, in relazione anche a un altro aspetto giustamente citato. C'è stata questa grande campagna a sostegno delle rinnovabili all'interno, ad esempio, dell'eolico. Abbiamo questa esperienza direttamente sopra casa della possibile piantumazione di pale eoliche in cima al Monte Pizzot, sopra il territorio veneto, quando questo impianto, pur essendo l'energia eolica di impianti da, come dire, forma di energia accettabile, in questo caso nel luogo completamente sbagliato. Quindi nell'ambito delle rinnovabili dobbiamo fare anche questa precisazione. L'ultima considerazione per lasciare il tempo: energia-materia. Torno al discorso del ciclo produttivo, una considerazione energetica anche nell'ambito del riciclo, e quindi tempi di durata delle merci, tempi di durata dello eventuale riciclo delle merci. Ma tornando alla questione essenziale, bellissimo l'esempio delle combustioni. Lavoisier, che è andato a definire in forma banale, padre della chimica moderna, come è stato definito, nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma, studiava le combustioni. Quindi questo deve essere un nostro bersaglio fondamentale: combustioni, quindi nel mirino per la non produzione dell'energia, ma semplicemente trasformare quella che già. Penso che una campagna possa incidere anche dopo nelle forme concrete. Grazie. Nicoletta. Sì, sono Nicoletta Donati, mi sono già presentata un po' prima, lavoro sociale in vari progetti sociali da 30 anni e non mi colloco in nessuna delle cooperative e associazioni con cui collaboro per non fare torto a nessuna di loro. Rispetto sì, all'importanza che si diceva delle relazioni come fonte di energia, non solo le relazioni umane, mi piaceva fare un esempio di un'esperienza sempre vissuta in Brasile per chiarire come ci sia una relazione tra gli eventi, tra le scelte, eccetera, che poi si ripercuote sulle persone. Io ho vissuto in Brasile tutta la discussione sulla scelta che Lula doveva fare rispetto all'accordo con l'America per la produzione dell'alcol per l'autotrazione, che vabbè in Brasile si usa normalmente, eccetera. C'è stata molta discussione, molta anche opposizione a questa scelta, con una serie di motivazioni che poi prontamente si sono viste realizzate in negativo nel momento in cui questo accordo è stato firmato. L'alcol si produce con la canna da zucchero, il lavoro nel cannabiano in Brasile è ancora un lavoro schiavo di fatto, la vita media di chi ci lavora è di 12 anni, ma soprattutto le grandi fazendas hanno convertito la loro produzione, togliendo il riso, togliendo il mais, eccetera, e mettendo canna da zucchero. Nel giro di un anno il prezzo del riso, il prezzo del latte e il prezzo dei fagioli, e voi sapete che il piatto base riso e fagioli in Brasile è letteralmente raddoppiato nei supermercati, passando da un costo medio di €1 a €2. Ecco, questo per dire come, no? Naturalmente chi è stato penalizzato, chi ci ha guadagnato, i fazenderos, chi ci ha perso, la gente che già era in difficoltà e non aveva bisogno di questa ulteriore esperienza. Quindi ecco, avere presente, credo, un po' tutte queste relazioni nelle scelte che la Regione fa, che il nostro Comune fa, credo che sia una cosa prioritaria, un sì da mettere. L'altra cosa è, mi piacerebbe che la Carta della Terra fosse sottoscritta dalla nostra Regione. Non lo farò mai in questa situazione, però cominciare a chiederlo credo che abbiamo il diritto di farlo e possiamo farlo. Un'altra cosa, soprattutto nell'ambito degli interventi sociali, in Regione sono nate negli anni scorsi parecchie commissioni, quindi organismi partecipativi, anche se a volte non proprio così democratici, eccetera, democraticamente scelti gli appartenenti a queste
commissioni, però queste commissioni, la maggior parte di queste sono ferme da 2 o 3 anni, non si sono mai riunite. Zaia va dicendo abbiamo le commissioni eccetera, però di fatto sono là con certezza sappiamo insomma che molte di queste da 2 o 3 anni non si sono mai incontrate una volta, quindi consultazione di chi lavora nei vari settori o comunque partecipazione uguale a zero. Per cui, avete finito il tempo. ok, l'ultima cosa è il salario minimo garantito e uscire dalla logica dell'emergenza per entrare in quella della progettualità con le verifiche necessarie. Grazie. Io sono Katarzyna Dobrowolska. Alza la voce un attimo su. Mi chiamo Katarzyna Dobrowolska, vengo da Mira. Io faccio parte del Io devo movimento. scrivere, perciò mi devi dire Quello spelling. Quello scrivo direttamente. Caterina, No, c'è nell'elenco C'è delle regole. Caterina con la K. RZY. Va bene, allora lo copio dopo. Lo copiamo. Ok, vai. Vengo da Mira, faccio parte del movimento Mira 2030, che è un movimento più di pensiero politico, sociale, diciamo, quindi non sono molto vicina ai temi ambientalisti, però ecco, mi è piaciuto venire qua per sentire anche un pochino quello che state dicendo qua. Quindi guardate, quello che dico non sarà sicuramente niente di specifico in nessun ambiente, sarà più che altro una riflessione da casalinga, ma visto che probabilmente da qui usciranno anche delle proposte leggi, penso che è un punto di vista anche, insomma, che ha un suo, come dire, una sua ragione d'essere. Una cosa che mi ha colpito molto mentre parlavate erano le biomasse come combustibili, no? Che inquinano tanto, questo è indubbio, insomma. Però secondo me la cosa va anche, come dire, va ampliata anche come punto di vista, no? Perché è vero che le biomasse inquinano, però è anche vero che se io a casa mia ho una stufa, magari, che ne so, la legna che acquisto, l'acquisto dall'agricoltore veneto, non compro il metano da non so chi e non so per quanti soldi. Questo come anche l'aspetto finale, quindi c'è tutta una questione di geopolitica se vogliamo, no? Ma c'è anche un aspetto proprio finanziario per le famiglie, cioè se io devo pensare che magari adesso non posso avere la stufa a casa, quindi sto al freddo a casa mia perché col metano non scaldo la mia casa, mentre alle spalle ho Mira Lanza che mi avvelena allegramente tutti i giorni, cioè voglio dire, per dirla in francese, cornuti e mazziati, Quindi io non dico che le stufe a legna debbano essere il punto d'arrivo, però in questo momento, secondo me, anche le certificazioni, cioè che vengano le certificazioni, ma anche queste sono sempre, alla fine sono obbligatorie e a carico delle famiglie. Cioè in questo momento io appunto non dico che è la soluzione, però è una soluzione per tante famiglie, ecco, da tenere presente questo. Grazie. Io sono Lucia Morleo di Legambiente della Riviera del Brenta, ci siamo incontrati alcune volte, eccetera. Non mi interesso di energia, anche se potete dire i nomi bene? Lucetta Morleo, Legambiente Riviera del Brenta. Non mi sono interessata in particolar modo di energia, anche se appunto è una cosa che fa parte comunque della politica di Legambiente, è per l'energia alternativa e la coibentazione degli edifici, eccetera. Però io mi rendo conto anche di una cosa, non parlando del Veneto, ma per esempio la Puglia. La Puglia ha incentivato tantissimo le energie alternative, il fotovoltaico, il solare, eccetera, con la distruzione praticamente della bellezza paesaggistica. Allora, quello che mi pongo come problema, abbiamo incentivato tantissimo le energie alternative a livello appunto dei terreni, eccetera, no? Però non ci siamo preoccupati molto, cioè ogni nostro tetto dovrebbe avere il pannello fotovoltaico e solare. Quindi io penso che l'impegno dovrebbe essere soprattutto improntato sull'incentivazione, diciamo, del fotovoltaico e del solare sui nostri tetti, su tutti i tetti d'Italia.
e quindi evitando di distruggere ulteriormente ancora, diciamo, quelli che sono i terreni. Le dicevo, ci sono per esempio in Puglia questi pale eoliche immense, grandissime, che circondano, io sono di origine pugliese appunto, che circondano il mio paese, hanno distrutto ulivi millenari, hanno distrutto. Chiaramente dove c'è energia eolica e fotovoltaica, praticamente ci sono anche dei piloni grandissimi. Quindi io che mi interesso soprattutto per l'ambiente di Salva l'Arte e della bellezza paesaggistica, desidererei tanto che praticamente si facesse più pressione sui governi regionali sul fatto appunto di incentivare soprattutto sui tetti oppure sui capannoni ormai dismessi praticamente, oppure nelle zone dismesse dove appunto il terreno non si può più recuperare, dove c'è cementificato, ecco. Quindi diciamo che praticamente anche la lotta che sto facendo all'interno di Legambiente è questa, insomma. Basta. Grazie. Sì, salve a tutti, io sono Giacomo Piretti. Sinceramente non pensavo di dover parlare, quindi ero venuto solo per ascoltare gente magari più esperta di me. Sono uno studente di ingegneria ambientale a Padova, all'università. E niente, volevo fare 2 punti soprattutto sull'intervento di Boato, nel senso che come comitati io faccio parte di un comitato anche di cittadini che lavorano nel territorio dell'Alta Padovana. Si tende, secondo me, troppo spesso a demonizzare qualcosa. Per esempio, facendo riferimento all'inceneritore, all'università ci dicono di valutare il processo, il prodotto, l'intervento sul territorio non con dei pregiudizi su quello che è l'inceneritore stesso, perché spesso bisogna valutare quello che è l'impatto dell'inceneritore, della discarica nel territorio, nel luogo stesso, con le sue caratteristiche. Quindi prima di tutto mi fa molto piacere che dei comitati che magari vengono additati a dire sempre di no, cerchino in questo modo di fare delle proposte, e questo secondo me è un fatto molto importante. Dopodiché, se effettivamente queste cose vengono fatte come proposte di legge, io non mi spiego perché a livello legislativo i politici non chiedano l'opinione di comitati, ma soprattutto di tecnici, perché all'università i professori si lamentano spesso e non si spiegano determinate leggi, determinati limiti di legge che sono senza senso. Allora mi dico, con tutte le università e la conoscenza che abbiamo all'interno dell'università, perché i politici non fanno riferimento alle conoscenze dei tecnici che possono dare degli stimoli significativi e sensati, basati sulla scienza, non su un'appartenenza politica? Corruzione. Sì, no, ok, però... E dopo, per quanto riguarda la raccolta differenziata, si parlava prima dell'80% della raccolta differenziata. Secondo me, piuttosto che raccolta differenziata, bisognerebbe guardare il parametro dell'effettivo riciclo di materiale, perché un conto è raccogliere separatamente plastica e carta, però dopo l'industria che riceve il flusso di plastica del cestino ha uno scarto, e quello scarto è determinante per dopo valutare quella che è veramente la capacità del comune e della regione di riciclare. Quindi vedere 80% del comune del Ponte delle Alpi, ok, benissimo, però 90%, però dopo Scarto 2%. nella raccolta differenziata. Dalla raccolta del 90 il riciclo è l'88, il 2% viene scartato. C'è questo parametro. Io non li ho detti per non riempirvi di numeri, ma a fianco alle raccolte c'è anche il tasso di riciclo, che è di solito il 2% dove funziona bene la cosa, okay. Può anche essere molto di più, ma nel Veneto è il 2%. Perché concludendo, cioè anche noi come esseri umani abbiamo degli scarti, e quindi ogni processo ha di per sé uno scarto. Io sono biologo, non c'è scarto. Quale scarto c'è? No, è importante perché tra ingegneri e biologi c'è una lunga discussione. Immagino.
Bene Giacomo, grazie. Per il biologo. Continuiamo in piedi. Giulio Laprofrancia, il Movimento dei Consumatori. La nostra associazione ha sempre avuto un approccio globale alla questione consumi e soprattutto al modello economico che oggi non ci siamo preoccupati di evidenziare. E sono qua nel gruppo Energia perché penso sia un punto cardine dal quale può partire un elemento di innovazione per riequilibrare anche il modello economico che attualmente è solo votato a produrre reddito e quindi a remunerare il capitale. Quindi non gli interessa la qualità della vita che è conseguente alla produzione che si mette in moto. Addirittura siamo passati da modello produttivo, quindi di investimento per produrre beni, a un modello di economia finanziaria per produrre altro denaro. E questo ci sta capitando sulla testa e lo stiamo trascurando in maniera molto preoccupante, perché stanno usando i nostri risparmi per fare questa economia, perché chi investe non investe i propri denari, investe sempre i denari dei risparmiatori. Allora, per tornare all'energia, l'associazione ha sempre tentato di dare un approccio scientifico a tutte le azioni e a tutte le ricerche che abbiamo fatto, perché stiamo segnando il passo da almeno 25 anni, ma di più, dal 92, mettiamo il 1992, siamo ancora sugli stessi concetti di economia sostenibile, di interventi che grazie alle innovazioni che ci vengono all'università non sono votati al miglioramento della qualità della vita, ma sono votati a come produrre secondo questi generici concetti di sostenibilità, e qui non si parla mai di ecocompatibilità. E nella progettazione, se noi non inseriamo la reversibilità in una fase di progettazione dove non abbiamo bene con precisione i concetti chiari degli effetti a lungo termine, perché non siamo ancora riusciti a introdurre neanche la valutazione del ciclo di vita dei prodotti che produciamo, e siamo a 30 anni di ritardo, perché queste impostazioni erano definite 30 anni fa. Quindi segniamo sistematicamente il passo accontentandoci di una piccola innovazione prodotta da chi? Dall'università che lavora per l'industria e l'industria che lavora per produrre il reddito. Dobbiamo uscire da questo meccanismo. Il gruppo Terra riparte dall'economia primaria, da quella reale, e noi dobbiamo smettere di consumare, perché tutto il problema non è industriale o del potere, è della mancanza di conoscenza del consumatore, perché se il consumatore fa la domanda precisa, il prodotto che vuole, io non volevo neanche l'agricoltura biologica, perché il regolamento c'è sull'agricoltura biologica, era una falsità, era uno specchietto per allodole, perché concede inquinamenti ugualmente pericolosi, non della stessa intensità di quella convenzionale, ma siamo più o meno allo stesso livello. L'agricoltura naturale è un'altra cosa. L'assenza di fertilizzanti e pesticidi è la tutela della terra, e favorire il riciclo della materia e non appunto il consumo della materia. Quindi l'approccio scientifico è importante, perché dobbiamo introdurre degli elementi proprio dei protettivi che oltre al ciclo di vita l'ecocompatibilità dei materiali, perché l'efficienza energetica sta passando riempiendo i muri di poliuretani e polistirolo. Quindi dobbiamo fare attenzione, perché il fotovoltaico nelle campagne non ci può stare, quella legge va eliminata, come il consumo del suolo va protetto il fotovoltaico solo in altrove. Sul fotovoltaico ci vuole l'analisi del ciclo di vita, manca il disinquinamento e lo smaltimento del fotovoltaico, che
che è già negativo, ve lo anticipo, ma lo sapete già attraverso i dati scientifici che ci sono adesso. Quindi non dobbiamo cadere sempre nella carotina che qualche industriale o qualche promotore ci mette davanti. Con calma. Grazie. Vincenzo Genovese, Forum Ambiente di Selle di Verona e del Veneto. Ecco, noi nel senso che come Sinistra Ecologia e Libertà del Veneto ci siamo occupati sia del piano regionale dei rifiuti, facendo delle osservazioni diciamo puntuali, sia sulla questione del piano energetico regionale. Ci sembrava importante uscire, diciamo, a volte certe forme di opposizione potevano anche sembrare demagogiche, e quello invece di affrontare i temi in modo più puntuale. Quindi era importante sia per quanto riguarda il tema dei rifiuti, sia per quanto riguarda il piano energetico regionale, quello di proporre degli scenari alternativi, perché sia su uno sia sull'altro si parla di scenari portati al 2020. Ecco, quindi quegli scenari noi proponiamo ovviamente una cosa diversa che coincide con tantissime cose che ha già puntualmente detto Tamino, che ovviamente condivido, insomma, ecco. Quindi la questione di fondo è quindi di riproporre scenari diversi rispetto a quelle prospettive. Faccio un esempio sulla questione dei rifiuti, quindi dare indicazioni su quello che dovrebbe essere nel 2020 sulla questione della produzione, su quello che dovrebbe essere la quota parte della raccolta differenziata, quindi non limitarsi, tanto per dare un esempio, a quello che era fissato con il 65% di raccolta differenziata, ma quello di poter arrivare proprio all'80%, come diceva anche prima Boato, ricordando che tantissimi comuni del Veneto sono arrivati, si parlava di oltre 150 rispetto agli oltre 500 e passa comuni del Veneto che hanno già raggiunto questa quota. Quindi già porsi anche lì come scenari questa quota vuol dire poi dopo fare ovviamente a meno di quello che è la questione dell'inceneritore. Quindi l'inceneritore, perché bisogna sempre ricordarlo, magari a chi non lo sa, produce poi dopo ceneri residui che devono essere smaltiti. Quindi non risolvi mai. Se tu raggiungi una percentuale dell'80% è matematicamente sicuro che non serve, perché ovviamente la quantità di residuo è addirittura meno di quello che dovrebbe essere il residuo dall'inceneritore. Questo tanto per dire che forse noi farebbe anche la pena come approccio proporre, diciamo, di quelli che sono scenari alternativi che hanno prodotto, diciamo, la Regione Veneto attraverso i suoi strumenti programmatori e di pianificazione, quindi sia per quanto riguarda il piano regionale dei rifiuti sia per quanto riguarda il piano energetico regionale, compreso la questione della biomassa che è già stato detto, che invece nel piano energetico regionale si intende incentivare, quindi sarebbe opportuno invece disincentivare. Ultimissima cosa su quello che diceva proprio, credo, nella parte finale del suo intervento Tamino, che diceva sulla necessità, sull'opportunità di cominciare a conteggiare le esternalizzazioni per quanto riguarda i costi ambientali e quindi anche sulla questione della convenienza dell'energia rinnovabile. Io credo che magari se siamo in grado di poter fare un approfondimento magari ulteriore su questo tema. Grazie. Gino, del movimento della decrescita e anche Carcane. L'idea del parlante è molto vicina a quella del professor Tamino, mi sembrava di sentire, di leggere, per cui diciamo le idee ci sono, quindi inflazione, rinnovabili, autoproduzione. Secondo me, più o meno si dicono le stesse cose, ci sono due strade da seguire, in questo gruppo ma anche nel gruppo generale di prima. Il primo è quello che sta facendo nel suo piccolo anche l'associazione, il movimento, diciamo sensibilizzare l'individuo, dargli un diverso modo di vedere la società o il consumismo.
e questo si può fare nel piccolo. L'altro, che è quello più difficile, è sensibilizzare il politico. Una delegazione del movimento è andata quest'anno a Roma, ma c'erano pochissimi politici e quei pochi forse non hanno recepito il messaggio. Per cui, secondo me, parlare di questi concetti che più o meno le idee, bene o male, sono abbastanza similari, credo, tra tutti. Nessuno dice, diciamo tutte più o meno le stesse cose. Bisogna puntare sull'unione delle associazioni, dei comitati, non qui, ma anche addirittura prima che c'erano molti di più, tentando una strada un po' lunga, certo non domani o fra un mese, anche fra un anno o due, lunga, ardua, però secondo me parlarne di questa unione, cioè sfruttare questa opportunità di unione di comitati, associazioni eccetera, per, diciamo, tra virgolette, puntare più in alto. Noi ragioniamo allo stesso modo, siamo qui che le nostre idee più o meno, dico adesso chi più chi meno, ma abbiamo un filo. Io proporrei una cosa un po' utopistica, addirittura una cosa un po' assurda, però parlare anche non in questo gruppo di energia, ma anche nel gruppo di prima, allargare a tutti un'idea, un modo. Molto ho cercato di fare quest'anno, perché a livello nazionale e quindi anche uno del movimento di Padova è andato a Roma, quindi ha potuto anche dire cosa è successo. Una cosa, diciamo, più invasiva, perché i politici pensano più a livello consumistico e redditizio. Bisognerebbe avere... Scusa, non si è capito, cioè io non ho capito, tu pensi di continuare sensibilizzando i politici o di fare una propria rappresentanza politica? No, prima bisogna parlare di questa cosa, adesso sto dicendo solo questo. Le idee ci sono, i ragionamenti sono simili, ci sono due strade da seguire, individuo, singolo, popolazione, eccetera, e anche come influenzare la politica. Con quale modo di fare? Cioè io non posso rispondere, però Antonella Marzana, vengo dal Medio Polesine, adesso vi spiego un po' la nostra situazione. Praticamente io abito a Lendinara, vicino a Castagnaro, anche dove ieri il professor Tamino ha tenuto un'altra sua grandissima serata contro l'inceneritore a Collina. La nostra praticamente sta diventando la nuova terra dei fuochi. Ci sono tantissime, il Polesine proprio ormai è stato preso di mira dai politici. Esatto, è stato preso di mira perché... Siamo la discarica. Esatto, siamo la discarica del Veneto, perché? Perché è una zona, tra virgolette, devota all'agricoltura, e quindi l'agricoltura è in mano di pochi, i pochi ormai non sono giovani, sono molto anziani, sono quindi molto, come posso dire, lasciatemelo passare il termine, corruttibili, nel senso che ti comprano il terreno, oppure adesso c'è anche la Nogara Mare che sta attraversando, la Valdastico, ti espropriano senza che tu lo voglia. Quindi siamo su un punto di terra dei fuochi. La Coimpo di Adria, dove sono morti quei 4 poveretti. C'è una politica sbagliata, mi posso anche collegare con il collega. Stiamo facendo tante belle cose insieme, ma per me manca l'azione, quella che ci vuole. Lui è stato un po' più cauto, io dico andiamo in politica, qualcuno di noi deve andare in politica. Non è più possibile, non è più possibile andare avanti così, perché noi siamo uniti, siamo un bel gruppo, ma dobbiamo entrare in Parlamento, dobbiamo entrarci noi. Dobbiamo entrarci noi, altrimenti non ce la facciamo. Io ho degli amici, io ho un'amica di Cremona che era come me nei comitati, è sorta proprio contro le biogas, contro le biomasse, sotto casa mia ne ho 3. E lei di Cremona ne hanno addirittura 147. Ma è una cosa spropositata, non so come facciano a mantenersi. È riuscita solo a Cremona. È una provincia, non
Sì, provincia. Beh, anche alcune zone del Veneto, calcolate che sono 2000 in tutta Italia. Ecco. Quindi sta mia collega, sta mia amica è entrata a far parte, è diventata sindaco. Quindi ecco che ha già fatto un passo, diventando sindaco, adesso lei sta praticamente mettendo un po' a regime tante cose ed è riuscita a farne chiudere, lei non ne vuole più, chiunque si presenta in comune con una richiesta di autorizzazione lei gliele boccia perché non c'è la necessità di energia. Favorisce il fotovoltaico sopra gli ospedali, sopra i capannoni, sta facendo la sua politica, ma ecco che lei è entrata nella pubblica amministrazione come sindaco, sta facendo qualcosa, io l'ho avuto lì, tanti sì, tanti no, ma dobbiamo fare l'azione di entrare in politica. Cominciando dai comuni, perfetto. Grazie Antonella. Io sono Don Giuseppe Mazzocco, sono della rete dei comitati per l'ambiente del Polesine e faccio parte del gruppo Gaia intercomunale Adria. Stiamo lavorando adesso ultimamente sul tema della Coimpo, questa azienda che smaltiva fanghi industriali, e sta venendo fuori tutto un problema di illegalità e soprattutto di legalità nello smaltimento, ma soprattutto di corruzione delle istituzioni. Quindi c'è il problema, io penso che è importante ancora dire dei no, perché ci sono delle cose che nei territori non vanno, quindi bisogna dire dei no e organizzare di più la gente che si organizzi e che faccia resistenza sociale. Quindi io direi che questo è importantissimo. Secondo, bisogna educare di più al senso della cittadinanza e in questo senso io penso che i comitati devono essere più luoghi di democrazia e di metodologia di una nuova democrazia, che noi critichiamo quelli che sono là sopra. A volte non sempre neanche noi siamo virtuosi su queste cose qua. Siamo virtuosi nel modo di lavorare, nel modo di coinvolgere la gente. Io penso che c'è un bisogno estremo di divulgare, di fare educazione ambientale e del modello di sviluppo degli stili di vita. Quindi è importante che i comitati non solo si oppongano, e qui c'è un problema secondo me di rete, cioè bisognerebbe che noi facessimo una rete, un sito dove tutto quello che noi elaboriamo possa essere di accesso a tutti per fare una biblioteca comune, un luogo dove attingere, siamo ancora frammentati secondo me su queste cose qua. E quindi il problema serio è da una parte, come dicevamo, un po' da una parte di denunciare un po' l'illegalità, organizzare un po' di più i territori, favorire anche una maggiore organizzazione dei comitati, ma secondo me c'è anche un problema di contrastare le lobby, cioè noi facciamo un discorso molto serio, perché non parliamo tutto il tema delle lobby e delle ecomafie? Cioè bisogna ritornare a denunciare, fare i nomi e cognomi, fare tutti i percorsi, quindi secondo me c'è un problema di ritornare a contrastare questi meccanismi grossi. Ecco, e soprattutto direi anche fare rete con i territori deboli. Noi siamo un territorio debole, cioè ci stanno scaricando tutte cioè ci sono le discariche di Villadose, di Sant'Urbano, di Bergantino, ecco, tutta la bassa Polesine, e c'è tutto il problema dei fanghi reflui, fanghi industriali. Noi abbiamo fatto un incontro con la commissione commissione interparlamentare sulle ecomafie, con la commissione parlamentare di inchiesta sulle ecomafie, è venuto Sandro Ruotolo che veniva dalla Svizzera perché la Monsanto mandava i suoi rifiuti a Caemo, cioè vuol dire ci sono dei meccanismi internazionali sul problema degli smaltimenti dei fanghi reflui e c'è una debolezza dei territori, quindi bisogna imparare a essere un po' più, ecco, facciamo una manifestazione regionale all'anno, ma la facciamola tutti insieme, la organizziamo bene, e ho l'impressione che anche noi nel nostro modo di organizzarci siamo molto frammentati, autoreferenziali e anche poco metodici, nel senso che arriviamo un po', quindi secondo me bisogna migliorare il metodo di lavoro dei comitati, perché bisogna rafforzare il lavoro di base. Mi fermo un po'. Bravissimo, Giuseppe. Ciao a tutti al buono, allora io sono proprio a titolo personale, anche se sono in contatto con varie associazioni, per esempio la Biolca, domani continuare condividendo, eccetera.
mi piace informare, collegato possibilmente. Puoi dire il nome? Io sono Carraro Maria Grazia, però mi chiamano Carraro. Maria Grazia. Era mica uno sponsor, Grazia, vabbè. Non sono così importanti. Io appunto portare, aggiornarmi e parlare, anche se di solito vedo delle bellissime idee, progetti, eccetera. E tra l'altro, vedendo Toruni prima, più che mai volevo anche ricordare i grossi noccioli che poi ci ritroviamo. Allora voglio solo dire due parole. Le miei comunità sono sempre necessari utili per mitigare le gente e provare a organizzarci e appunto reagire. Però, soprattutto se abbiamo a che fare con i futuri politici, quelli che saranno, piano, perché ci scontriamo con un sistema che anche i buoni politici partono con buone idee e poi si appiattiscono o scappano, perché ci scontri con il sistema. Allora noi non abbiamo più diritto come popolo, abbiamo fatto la sovranità nazionale e questa è una grossa voce. Per carità, ritornando su questo gruppo, abbiamo da destinare alle difese sui fondi stabiliti europei. Vabbè, però non dimentichiamoci che ci scontriamo con un sistema che non vuole il bene del popolo italiano, soprattutto l'economia e tutto quanto. Nel senso che abbiamo ceduto la nostra sovranità e questo sarà un grosso problema, cioè noi diventeremo illegali, c'è questo rischio. Dobbiamo essere pronti anche a ricordarci questo. Bene. Il tempo però lo lascio a chi concretamente vuole già comunque nel frattempo proporre, perché comunque è importante a livello personale agire localmente, eccetera. Ecco, ricordo ancora che sono collegato poi con vari comitati, che ce ne sono tantissimi, ad esempio nella zona proprio al sud, comitati che lasciateci respirare, la Vespa, appunto la Piolche, eccetera. Sono realtà stupende, però avremo dei grossi limiti. Allora, ripeto, intanto cerchiamo comunque di portare avanti le nostre idee, però non dimentichiamoci che il grosso problema sarà proprio chi ci rappresenta. Non sono persone oneste, centro, destra e sinistra, ma fa sorridere ancora Scherchini, perché il grosso problema nostro è unirci, proprio sui beni comuni. Questo per me rimane fondamentale, che ricorderò all'infinito. Ok? Basta per bandieri, cerchiamo un po' l'unito, perché siamo messi malissimo. Ok? Dipendere da una comunità europea è osceno, sinceramente è osceno. Noi dobbiamo prendere la nostra sovranità, il nostro territorio, la nostra possibilità di controllo diretto. Lascio volentieri alla competenza di... Grazie. Oscar Mancini, Siri Rinnovati. Due proposte e una richiesta. Io proporrei di provare a condurre un percorso analogo a quello che abbiamo realizzato intorno al PTRC, al piano territoriale regionale di coordinamento, e cioè di sviluppare un'analisi critica dei due piani che sono stati presentati dalla Regione, il piano regionale dei rifiuti e il piano energetico regionale, ovviamente con l'approccio culturale che qui ci accomuna, che sta emergendo, e su questa base provare a delineare, come diceva Vincenzo Genovese, degli scenari e delle proposte alternative. Insomma, costruire una nostra piattaforma per delineare appunto il Veneto che vogliamo, anche da questo punto di vista, questo tema che è assolutamente trasversale, che è appunto il tema dell'energia come tema centrale. La seconda proposta è provare a vedere se nei PAES che si stanno realizzando nel Veneto, se esistono delle buone pratiche, no? Perché spesso le buone pratiche, i buoni esempi, come dire, possono sempre essere, l'elemento intorno al quale si può in qualche modo delineare una possibilità, indicare una possibilità che può essere mutuata da altri. La richiesta è questa: io chiederei a Gianni Camino, puoi tradurre la sigla fare il piano di azione energetica sostenibile,
no? Quelli che fanno i piani energetici che fanno i comuni. Quelli che hanno aderito a sì, certo. La richiesta che farei a Gianni Camino è, diciamo, di formarci, ecco, su questo grande tema che mi pare il tema emergente, che diciamo mi pare ancora non sia stato sufficientemente approfondito da chi si occupa delle energie rinnovabili, è il tema del rapporto con l'agricoltura, no? Mi pare che questo sia oggi il tema emergente, biomasse e quella di gestione, come si chiama? Anaerobica, eccetera, eccetera, che diciamo è il tema sul quale adesso esistono un sacco di incentivi e che, visto diciamo anche da persone che magari hanno la nostra stessa sensibilità dal punto di vista delle rinnovabili, eccetera, eccetera, ma questo tema non l'hanno approfondito. Mi sono permesso, Gianni, di fare il tuo nome anche in altre sedi, diciamo, dell'associazione, aderisco per approfondire questo tema, ma vorrei approfondirlo anche nel Veneto. Finito? Grazie. Cappellotto Aldo, intervengo a titolo personale perché non appartengo a nessuna associazione, anche se... Neanche la P2? No. Ora diciamo che quello che mi è più vicino è lo scuola dei beni comuni di Sant'Orso. Chi mi ha preceduto mi ha già preso, diciamo, lo spunto del PAES. Diciamo che sia a livello personale che di associazioni mi sembra l'occasione di intervenire politicamente, se non con l'intervento politico della rappresentanza parlamentare, bensì sui comuni, cioè di agire nei confronti del comune per la realizzazione di tutte le cose che generalmente sono belle e sulla carta riportano i piani energetici, anche diciamo per aiutare quelle che sono buone intenzioni e che i comuni o per difficoltà o per disinteresse non portano avanti. Ricollegandomi a quello che diceva legalmente, l'occasione di mettere su tutti i tetti il fotovoltaico, diciamo che è riportato in molti PAES comunali, però se non c'è l'intervento di diciamo convincimento delle persone che è utile e vantaggioso, queste di loro iniziativa hanno difficoltà a farlo. Un'azione che possono fare le associazioni è quella di promuovere questo tipo di... poi per portare un'esperienza che sta nascendo una rete energetica a livello locale veneto diffusa del basso di produttori piccoli. C'è stata una serata promozionale a Verona ieri sera, promossa da Energo Club Rete Energie e un'altra associazione. Una dei modi per realizzare questa rete energie è anche quella di raccogliere con l'azionariato popolare degli investimenti per diciamo eolico in altri luoghi che non sono il Veneto, che possono però rientrare in questa rete. E sempre per collegarmi al discorso dell'accumulo e delle reti, credo che dal punto di vista tecnico
sia la carenza del studio dei vettori energetici. È un argomento che viene raramente trattato perché l'accumulo e la trasformazione hanno bisogno di questi vettori, e anche dal punto di vista tecnico-scientifico è molto arretrata lo studio. E poi tradurre la parola vettori energetici. Vettori. Quello che trasporta. Quello che serve per diciamo immagazzinare l'energia o trasportarla. Cioè abbiamo l'acqua, abbiamo il filo, ma avremo anche idrogeno, potremo avere altri sistemi che anche diciamo la massa organica dal punto di vista energetico è un vettore energetico per l'uso che ne facciamo noi, appunto, di quello del... Anche le onde. Anche le onde possono sì, vari modi, però il problema è che il vettore non deve essere quello che in natura offre, ma quello che noi canalizziamo in funzione di quello che ci serve e che possiamo usare quando ci serve. L'ultimo era per ripetere quel piccolo e bello, nel senso che il grande sembra che in genere sia visto come molto rischioso, anche sul... Allora, mi pare abbastanza bene, sono stati bravissimi nei tempi, 16 intervenuti, ne mancano ancora 12, e quindi adesso dobbiamo interrompere. Vediamo alle 2.